Norme tecniche 2018, sisma bonus e sblocca cantieri. Questo è il tema del convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento. Si è discusso in particolare dei nuovi strumenti per la sicurezza delle costruzioni, per il rilancio del comparto edilizio, che ha visto la presenza di qualificati relatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Una giornata emozionante, la partecipazione massiccia di tanti colleghi ci ripaga di tanti sacrifici fatti in questi 2 anni di consigliatura, dove abbiamo posto in essere tanti temi importanti non solo per la nostra professione ma anche per il nostro territorio. E devo dire che questo evento oggi è particolarmente importante perché l'Ordine degli Architetti di Agrigento lo organizza insieme alla Regione Siciliana, all'Assessorato alle Infrastrutture, insieme al Dipartimento Regionale Tecnico e all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, il tutto coronato all'alto patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La presenza di relatori importantissimi del Ministero, del Provveditorato delle Opere Pubbliche, del Genio Civile con Rino Lamendola, nostro grande sostenitore di questo Consiglio dell'Ordine. Parleremo di un tema fondamentale, in un momento fondamentale dove assistiamo a crolli, dove assistiamo a chiusura di ponti, dove assistiamo ad infrastrutture carenti che sono proprio le normative tecniche, ma ci sarà anche spazio per la piattaforma in uso di tutti i geni civili della Sicilia, piattaforma sismica che grazie allo sblocca cantiere, allo snellimento delle procedure ci consente oggi di poter liberamente accedere all'ufficio del genio civile a presentare le pratiche del proprio studio, e questo lo faremo grazie al contributo di 2 nostri consiglieri, l'architetto La Greca e la Licata, che sono stati da supporto a tanti colleghi. Avremo anche il piacere di avere sia il provveditore delle opere pubbliche, il dirigente regionale Lizio, perché queste presenze per noi sono molto importanti in un momento particolare che sta vivendo la città di Agrigento, che è lontana e isolata rispetto alla Sicilia, rispetto all'Italia, io direi rispetto all'Europa. E quindi cosa fare per accelerare tutto questo? Queste procedure oggi vengono portate in essere con uno strumento che noi chiamiamo sisma bonus, che è voluto dalla legge 232, che ci consente ai proprietari di poter avere uno sgravio fiscale per poter ristrutturare le proprie abitazioni, ma questo deve essere fondamentale soprattutto per il rilancio dei nostri centri storici, ed è lì che noi ci vogliamo battere. Lo affronteremo sotto il profilo tecnico che è fiscale. Ecco, lei più volte è stato pungolo verso un'amministrazione un po' atrofizzata, abbiamo visto tante strutture pubbliche completamente ferme, eppure non si riesce a sbloccare, mi riferisco anche a diverse opere pubbliche agrigentine. Devo dire che con l'amministrazione comunale di Agrigento in questi 2 anni abbiamo lavorato tanto, c'è stata, e lo diceva oggi il sindaco nel portare i saluti, l'ho ribadito anch'io, c'è stata una grande libertà nel poterci dire le cose che servono per questa città. A questa città serve un decoro, a questa città servono infrastrutture, a questa città serve un rilancio del centro storico, una riaggregazione dei quartieri satelliti, e ne abbiamo parlato in un sistema di concertazione per le direttive del PRG che, devo dire, è un obiettivo raggiunto non solo dall'amministrazione comunale, che dobbiamo dare grande adito, ma è un obiettivo raggiunto dalle rete delle professioni tecniche, da un ordine degli architetti sempre pronto e puntuale a essere presente in tutte le iniziative. Dedicheremo una intera giornata di studi al tema delle nuove norme tecniche per le costruzioni, e lo faremo fruendo del prezioso contributo dei migliori esperti in materia e dei i massimi rappresentanti tecnici dello Stato e della Regione, con i quali ci confronteremo soprattutto sugli interventi di adeguamento e miglioramento sismico da eseguire su costruzioni esistenti. Parleremo delle verifiche che sono necessarie quando una costruzione esistente manifesta chiari segni di degrado strutturale, parleremo dei materiali innovativi come i compositi fibro rinforzati, le fibre di vetro, le fibre di carbonio, tutti materiali che possono essere proficuamente utilizzati per consolidare le nostre costruzioni, per consolidare anche le nostre infrastrutture che manifestano segni di fatiscenza strutturale, infrastrutture che devo dire che dopo il crollo del ponte di Genova destano parecchio allarme e attenzione da parte degli addetti ai lavori. Poi, come diceva lei, parleremo anche di
Sisma Bonus, che è un incentivo importante per i cittadini che metteranno in sicurezza la loro casa entro il 31 dicembre 2021, purché questa casa ricada in zona sismica di prima, seconda e terza categoria. Questi incentivi consistono in una detrazione IRPEF che può raggiungere l'80% in relazione all'efficacia del lavoro eseguito. Per le parti condominiali addirittura si può raggiungere l'85%. Poi chiaramente nel pomeriggio parleremo anche del notevole processo di semplificazione delle procedure lanciato dal Dipartimento Regionale Tecnico e dalla Genio Civile, con l'adozione della piattaforma informatica sismica, su cui oramai progetti, nulla osta, autorizzazioni viaggiano davvero velocemente in favore di una ripresa del settore dell'edilizia, che per noi è un settore fondamentale per l'economia. Un momento importante di confronto fra professionisti, da cui ecco, il nostro territorio ne può trarre un vantaggio anche immediato. Senza dubbio, credo che non ci siano precedenti nella storia di un confronto su queste tematiche che possa avere come attori attorno al tavolo personalità di spicco come quelle che oggi sono qui. Abbiamo il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, abbiamo il Provveditore alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, abbiamo il dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico, abbiamo docenti di chiara fama, esperti in materia, che potranno sicuramente sviscerare le nuove norme tecniche e comprendere come possiamo utilizzarle per dare sicurezza al nostro territorio. Ecco, come valuta questa iniziativa e quale sarà il senso anche del suo intervento? Un confronto sicuramente molto proficuo per il nostro territorio. Allora, il convegno di oggi è a dir poco importantissimo e si inserisce in un discorso di carattere generale che si spera possa portare davvero a far sì che le opere siano realizzate presto e bene attraverso l'utilizzo di un procedimento semplice, perché procedimento semplice significa trasparenza e se vuoi la trasparenza il procedimento deve essere semplice. Ecco, le difficoltà sono tante, quindi diciamo, si va a uno snellimento della burocrazia, insomma. Guardi, la burocrazia è sempre un ostacolo quando è cattiva burocrazia, d'accordo? Quando attraverso un ruolo che uno detiene cerca di avere il potere soltanto per il suo fine, per i suoi scopi, non il potere a servizio, come dovrebbe essere sempre, a servizio della gente, a servizio della collettività. E le assicuro che fortunatamente all'interno delle pubbliche amministrazioni persone che disponibili, preparate, che mettono il proprio ruolo a servizio della collettività fortunatamente c'è. Purtroppo molto spesso, e sono quelli che sempre vengono ricordati, sono quelli che fanno esattamente il contrario, a dare un'immagine, chiaro? Però attenzione, noi dobbiamo capire che questo Paese deve programmare e pianificare. Siamo un paese che conosce benissimo che le alluvioni si ripetono con una certa frequenza, i terremoti oramai sono quasi a frequenza molto forte. E abbiamo anche visto che in Emilia-Romagna, che era un territorio dove si diceva che non c'era sismicità, abbiamo avuto dei morti, perché per non spendere qualche centesimo in più, io dico sempre che ai capannoni bastava applicare una cerniera, un bullone non sarebbero crollati, mentre invece poi sprechiamo tanto denaro magari per scegliere un pavimento di prima scelta in luogo di una seconda scelta, chiaro? Però non è colpa della gente, è colpa di un sistema che si arrotola su se stesso e più è complicato, più diventa una manna per la gente, diciamo, poco onesta. Momenti come questi sono importanti perché i tecnici si confrontano finalmente con il territorio, i tecnici con altri tecnici.
sono momenti importanti di verifica e che andrebbero programmati con un calendario fitto. Oggi noi parliamo di normativa tecnica, di sblocca cantieri, tutti di temi che hanno un riverbero sul territorio importantissimo, fondamentale, soprattutto in una regione che è economicamente depressa come la nostra. Come regione voi cosa state facendo anche per avviare questo sblocca cantieri in un momento anche in cui c'è un grande allarme, diciamo allerta meteo, insomma un grave allarme territoriale? Guardi, su questi temi noi siamo attentissimi, direi quasi siamo all'avanguardia. Di fatto siamo stati i primi a utilizzare lo sblocca cantieri sul territorio. Siamo stati i primi a fare una elencazione degli edifici che andavano soggetti ad autorizzazione e quelli che non andavano soggetti ad autorizzazione. Tenga presente che oltre a noi soltanto credo la Regione Toscana è stata così solerte a utilizzare il decreto legge. Abbiamo aperto ai professionisti, ci siamo aperti al territorio nelle manutenzioni delle astre fluviali, nelle manutenzioni degli edifici, nel programmare queste manutenzioni. Sono tutte cose che sono importantissime per la vita stessa dei cittadini. Questi momenti sono assolutamente fondamentali e li cerchiamo continuamente anche a livello centrale, perché sono il vero momento di scambio e di recupero delle esperienze, delle necessità, delle problematiche che un territorio ha, chi è sulla frontiera, chi opera quotidianamente ha e deve trasmettere a chi come noi, al Ministero, al Servizio Tecnico Centrale, si adopera per predisporre politiche pubbliche, normative eccetera eccetera per la sicurezza e la qualità delle opere. Tutto ciò non può essere fatto senza un continuo scambio con gli operatori professionali, con le amministrazioni locali che svolgono questo lavoro quotidianamente e che rendono tutta questa operazione la più proficua possibile. Per cui questi momenti in generale e questo in particolare in questo bellissimo e importantissimo territorio sono dei momenti fondamentali per la crescita di questo Paese e la vera efficacia delle politiche pubbliche di sicurezza e qualità che stiamo portando avanti. Ecco, recentemente quello che è successo a Genova e anche in altre zone, diciamo, abbiamo visto diversi crolli autostradali, ponti, insomma questo provoca parecchia apprensione tra la gente, no? Sì, lo capisco. In termini di sicurezza, ovvio. Il problema della sicurezza e della qualità delle opere è un problema grande e importante che non può essere affrontato in maniera singola, semplicemente sulle singole opere. È per questo che il Servizio Tecnico Centrale, come organo operativo del Consiglio Superiore, tanto ha fatto e tanto sta facendo per stabilire principi e metodi comuni per tutti gli operatori del settore, per valutare correttamente la sicurezza e per intervenire correttamente quando questo è necessario. È inutile parlare delle norme tecniche per le costruzioni, delle circolari applicative delle norme, di tutto quello che stiamo facendo al Servizio Tecnico Centrale per la qualità e la sicurezza dei materiali da costruzione. In tutto questo grande ambito c'è il sisma bonus, c'è lo sblocca cantieri e c'è anche un'operazione di riordino delle guide ministeriali anche per la valutazione della sicurezza dei ponti come tassello di questa politica pubblica di sicurezza che deve andare in un'ottica comune di diminuzione generale del rischio di tutte le infrastrutture e di tutte le costruzioni di questo Paese. Quindi diciamo possiamo ben sperare, no? Io dico che assolutamente dobbiamo ben sperare, perché questo Paese ha le strutture, le competenze e le possibilità per risolvere i suoi problemi. Questi momenti di interscambio e di contatto fra chi predispone, prepara e attua le normative e chi quotidianamente è chiamato a risolvere i problemi del territorio sono fondamentali per migliorare tutto il processo ed arrivare al nostro risultato, che è una diminuzione diffusa del rischio il prima possibile. Il problema è proprio questo, che l'apparato normativo sicuramente c'è ed è estremamente complesso
è difficile dire, questo è meglio dirlo subito, che qui la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. È chiaro che questi convegni servono proprio per far capire all'intero mondo professionale che ci si sta lavorando. Il problema è che noi lamentiamo che in particolare in Sicilia ma anche in Calabria ci sono stati parecchi anni dove in effetti la macchina pubblica è stata abbastanza ferma nel settore di riattivazione delle grandi infrastrutture, ad esempio. Comunque si sta lavorando, è tutto finanziato. Il Ministero si sta impegnando molto per ciò che riguarda proprio il discorso di far ripartire il sistema delle infrastrutture sia sul piano ferroviario che sul piano delle stradali. Però ecco, ci vorrà tempo, non si riuscirà a dare risposta immediata alla popolazione. Ecco, anche per questi allarme che ci sono relativamente ai fattori ambientali, stiamo vedendo che insomma, appena piove un poco automaticamente ci sono frane, smottamenti, ecco, allora, su questo come intervenire? Allora, sicuramente qui è un problema complesso di gestione del territorio. Quando una volta c'erano gli uffici del Genio Civile dello Stato, c'erano delle competenze molto ben precise. Che succede? Che poi negli anni i geni civili regionali non hanno riassorbito tutte le competenze che erano del Genio Civile statale. Quindi a questo punto il territorio è stato un pochino abbandonato a se stesso. Quindi alla fine tutti questi eventi meteorologici, che comunque ci sono sempre stati, in realtà le variazioni climatiche è vero ci sono, ma ci sono molto limitate in certe situazioni. Non possiamo richiamare tutto accusando solo le variazioni climatiche. Quindi io direi va ripreso la gestione e il controllo del territorio. Però spesso vediamo che gli alvei dei fiumi non sono puliti, le strade non sono pulite, insomma le foce dei fiumi sono piene di plastica, che tutte cose che chiaramente provocano dei gravi deficit. Assolutamente no? Sì, infatti questo è proprio il problema. Le amministrazioni pubbliche devono riappropriare questa questione grave della gestione del territorio che ahimè oggi in effetti non c'è. Ritengo che questi momenti siano di fondamentale importanza e che siano un impulso notevole per collaborare tutti insieme per la protezione del nostro patrimonio costruito. Si parla di sblocca cantieri, quanto è importante oggi anche per il nostro tessuto economico? È di fondamentale importanza, peraltro io nella qualità di coordinatore di un corso di laurea all'Università di Palermo spero che appunto questa iniziativa di sbloccare i cantieri sia effettivamente efficace al fine di dare appunto di nuovo un impulso all'economia, un rilancio delle professioni. Ecco, queste nuove norme, sisma bonus, le norme tecniche porteranno dei benefici al nostro territorio? Sicuramente sì, perché finalmente le nostre norme tecniche contengono una parte sostanziale che riguarda le costruzioni esistenti con tutte le indicazioni necessarie per poter mettere a punto i criteri di calcolo e quindi procedere appunto alla valutazione della sicurezza strutturale che qualora insoddisfacente si procederà appunto al progetto degli interventi che oggi possono essere fatti anche con tecniche innovative, ci sono delle indicazioni specifiche per i professionisti su questo. Si è evidenziato anche un problema di allarme tecnico, sismico, considerando tutto quello che sta succedendo, il crollo dei ponti, le autostrade, insomma anche l'allarme idrogeologico, tutti fattori di grande rischio. Sì, effettivamente è di fondamentale importanza procedere per esempio con il monitoraggio oggi è di grande attualità e quindi ritengo che sia importante procedere con la collocazione di sensori che possono dare delle precise indicazioni di early warning per esempio appunto nel momento in cui, cioè di allarme nel momento in cui la struttura appunto entra in sofferenza. Nel pomeriggio la seconda sessione è stata dedicata in particolare alle spiegazioni tecniche della piattaforma con prove pratiche e simulazioni. Un convegno molto partecipato, abbiamo preso parte io nella qualità di dirigente dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento perché abbiamo voluto spiegare quali sono le procedure, le nuove procedure che riguardano il deposito e le autorizzazioni
correzioni dei calcoli delle strutture presso l'Ufficio del Genio Civile a seguito del DDG 189 del 2019. Io personalmente mi sono soffermato a spiegare il grado di sismicità dell'intera provincia di Agrigento, le divisioni che ci sono, le procedure che si devono adottare, quando è necessaria l'autorizzazione, quando è necessario soltanto il deposito, e poi abbiamo fatto delle raccomandazioni a tutti i tecnici invitandoli, specie nei casi in cui è necessario soltanto il deposito, ad essere molto attenti nelle procedure, anche nel digitare e introitare gli elaborati nella piattaforma sismica. Ecco, anche voi come Genio Civile avete dato numerosi consigli, addirittura si è parlato anche della piattaforma e su come presentare la progettistica. Sì, io ne ho parlato per una parte, ora ci sarà un maggiore approfondimento da parte dell'avvocato Parlavecchio che si è occupato proprio di implementare questa piattaforma e spiegherà in dettaglio come fare. Poi ci saranno anche dei casi pratici che saranno riportati a tutti coloro che intervengono per meglio fare funzionare l'intero sistema. Oggi con lo sblocca cantieri e col DDG soprattutto 189 i professionisti avranno la possibilità di depositare già da casa il progetto, di avere nel giro di qualche giorno un attestato di deposito o comunque l'autorizzazione e quindi di accelerare le procedure. Le procedure saranno più veloci. Beh, con Sicilia e Toscana hanno ormai da tempo questo gemellaggio e assolutamente l'invito che mi è stato rivolto a essere presente oggi a portare la nostra testimonianza è proprio molto importante proprio per creare una sinergia a livello nazionale su questo tema. I 3 temi che si trattano oggi, norme tecniche, sisma bonus e piattaforma, sono 3 temi chiave per lo sviluppo della professione e quindi più professiamo questo mantra a tutti i livelli e meglio è sicuramente per la nostra comunità di professionisti a livello nazionale. E così lo sblocca cantieri si realizzerà in qualche modo? Lo sblocca cantieri, come è stato detto anche oggi nelle altre relazioni da parte degli altri intervenuti, è un po' una misura palliativa di un problema strutturale del nostro non sviluppo del comparto edilizio. Sicuramente aiuterà a risolvere qualche problema, ma non è la soluzione che noi stiamo cercando. Anche la vostra Toscana è stata toccata dall'allerta meteo e quindi dai rischi idrogeologici, cosa fare? Allora, il nostro problema ovviamente è sempre quello che ultimamente si investe molto poco nella prevenzione e quindi ci si ritrova a dover risolvere i problemi nel momento in cui c'è il danno che viene causato dal dissesto idrogeologico o da altri danni. Come saprete, noi in questi giorni abbiamo avuto il terremoto nel Mugello che ci ha creato un ennesimo problema, quindi è chiaro che sarebbe molto interessante che lo Stato iniziasse a investire molto di più sulla prevenzione, non ritenendola un costo ma un investimento. L'iniziativa direi che è fondamentale, incontri di questo genere, convegni di questo genere dovrebbero essere sempre più incentivati. Ritengo che solo attraverso questa interlocuzione pubblica, quindi della pubblica amministrazione con i professionisti, si possa arrivare effettivamente alla risoluzione delle criticità principalmente e all'applicazione al meglio della normativa. Ecco, la Sicilia ne presenta tante criticità, vero? Allora, la Sicilia presenta diverse criticità, ma è anche vero che proprio da un punto di vista sismico, grazie proprio allo sblocca cantieri, si è riuscito proprio in Sicilia a porre in essere una norma che è il decreto dirigenziale 189 del 2019 che fa la differenza anche per le criticità, mettendo nelle condizioni intanto i committenti per le richieste di autorizzazioni sismiche ed i professionisti che si occupano tecnicamente di portare avanti gli atti autorizzativi, di semplificare effettivamente tali procedimenti e quindi, devo essere sincero, è la prima volta che queste criticità in questo settore sono superate e la Sicilia è in questo senso una delle regioni che ha portato avanti per prima questa possibilità. Con la piattaforma sismica Sicilia la dematerializzazione e la semplificazione amministrativa avviene proprio con la possibilità per il tecnico di presentare le richieste di autorizzazione sismica negli uffici del Genio Civile direttamente dal suo studio
e addirittura di poter interloquire con altri tecnici che fanno parte della catena di presentazione dell'autorizzazione sismica, per cui parlo del collaudatore, parlo del geologo, direttamente attraverso la piattaforma. Quindi è uno strumento di semplificazione messo a disposizione dalla pubblica amministrazione per il tecnico professionista. Oggi, mentre nella prima sessione si è parlato di quelle che sono le normative dei lavori pubblici, NTC 2018, di quello che sono praticamente tutti gli aspetti tecnici, nel pomeriggio il mio intervento vertirà soprattutto sotto l'aspetto pratico, quindi noi testeremo la piattaforma inserendo un progetto reale e far capire così ai liberi professionisti quale sia operativamente come si opera sulla piattaforma. Cos'è la piattaforma? La piattaforma è un sistema che cambia il modo di lavorare del libero professionista. Mentre prima si operava sul cartaceo, adesso tutte le pratiche che saranno soggette ad autorizzazione o a deposito al Genio Civile verranno inserite telematicamente su una piattaforma istituita dal Dipartimento Regionale Tecnico e adottata da noi liberi professionisti, quindi dall'ordine, per andare ad operare così come ci è stato dato input. E snelliamo quella che è la procedura burocratica, quindi mentre prima noi dovevamo recarci presso gli uffici del Genio Civile per presentare le pratiche, adesso lo possiamo fare liberamente dal nostro studio, finito di elaborare il progetto, lo inseriamo direttamente in piattaforma. Di tempi più rapidi per tutto in generale. Sburocratizziamo il tutto, quindi possiamo dire così con una semplice battuta anche ecologicamente siamo con l'ambiente, quindi meno spreco di carte e quindi più operativi anche sul lavoro. Noi insieme al collega La Greca faremo una simulazione di come va caricato un progetto di natura strutturale, partendo quindi da una fase iniziale con la fase della registrazione, con la delega dei soggetti, ma anche come si caricano tutti gli allegati. Contestualmente comunque l'obiettivo è anche quello di suscitare, qualora ce ne siano, di necessità, un dibattito tra i presenti in modo tale da poter chiarire tutti quegli aspetti che magari in un primo momento non possono essere abbastanza evidenti, quindi cerchiamo più che altro di dare un contributo ai professionisti presenti in sala. Un beneficio futuro anche per lo snellimento della burocrazia? Senz'altro questo è un beneficio futuro perché consente a tutti i progettisti dal proprio studio di trasmettere le pratiche telematicamente non soltanto all'ufficio del Genio Civile della provincia di Agrigento ma in tutti gli uffici del Genio Civile della regione siciliana. Lei capisce che questa è una situazione molto agevole per chi lavora perché consente non solo di caricare il calcolo strutturale ma anche di presentare la fine dei lavori, il collaudo statico delle strutture e tutto quanto concerne il merito della pratica strutturale.